Ora vi presento un prodotto particolare per dare l'acqua al nostro orto e non solo. In pratica questo è il proseguo di un piccolo video che abbiamo fatto simpatico per presentarla, ma in realtà adesso vi daremo dei dati un po' più completi per capire cosa può fare questo tipo di prodotto. Innanzitutto sto parlando di una pompa idrovora per decespugliatore. Cosa significa? Che io vado a togliere dal mio decespugliatore la testina completa di coppia conica, tolgo questa e vado ad applicare questo prodotto qui. Cos'è questa? Questa è una idrovora, al suo interno ha un girante, viene immersa nell'acqua e per depressione va a assorbire l'acqua e la va a scaricare dove voglio io. È un prodotto relativamente economico per fare questo lavoro. Tenete presente che l'alternativa a questo è acquistare una pompa che minimo spendo 150 euro, corredata da aspirazione, corredata da tubi di mandata, e invece questa con un semplice aggeggino piccolino che posso andare ad applicare al mio decespugliatore, vado ad immergere questa parte nell'acqua e posso provvedere a dare da bere nell'orto per liberare qualche tombino se casomai fosse necessario dall'acqua. La portata di questa pompa è veramente sorprendente perché riesce a trasportare 300 litri al minuto con un decespugliatore a 7000 giri minuto, quindi non è nemmeno tutto accelerato, quindi è a metà acceleratore, un poco più. Questa idrovora qui, se io la immergo nell'acqua, riesce ad farmi salire l'acqua fino a 12 metri di altezza e dopo da questi 12 metri di altezza avremo circa un 50 metri lineari, mentre se io ho i 2-3 metri del fosso, quindi un dislivello in basso di 2 o 3 metri, questa me la farà risalire in verticale per 2-3 metri e dopo avrò fino a 100 metri di portata dell'acqua mettendo un tubo da 1 pollice. Questa idrovora può essere poliedrica, però per ridurla ai minimi termini, se io ho l'orto e ho a disposizione dell'acqua, posso benissimo travasare quest'acqua, o ad esempio se uno ha a casa sua delle grondaie dove sotto tiene dei bidoni, recipienti e vuole travasare quest'acqua direttamente nell'orto, può anche farlo immergendo direttamente questo e la sposta nel suo orto per utilizzarla. Questo tipo di idrovora può essere applicata a qualsiasi decespugliatore perché in base all'organo di trasmissione del decespugliatore noi diamo l'attacco giusto per poterla far funzionare. Nella confezione noi troviamo tutta la serie di adattatori perché le aste dei decespugliatori possono avere diverse sezioni e per cui in base al tipo di decespugliatore abbiamo a disposizione le modalità per applicarlo. Un'altra cosa interessante è che la funzione di questa idrovora è corretta se tutta questa parte è in immersione. Per facilitare l'immersione sappiate che addirittura lo stesso costruttore consiglia, se uno vuole, di applicare 45 cm in più di prolunga al decespugliatore e alla sua estremità, mettere la pompa idrovora, così c'è la possibilità di immergerla molto bene all'interno dell'acqua. Anche nella prolunga ci sono tutti gli adattatori necessari per applicarlo a qualsiasi decespugliatore e quindi tenete presente perché è un prodotto estremamente economico per il tipo di alternative che ci sono nel mercato per fare questa funzione. E a questo punto ciao a tutti e buon trasporto dell'acqua.